Qualcuno è disperato. Eh. Perché devi uscire? No. Pippo non capisce. Perché? Cosa c'è fuori? Credo ci sia un pipistrello. Adesso provo a liberarlo. Perché non si vede. Praticamente è qua dentro. Però io non lo riesco a vedere. Ho paura di fargli male. E non voglio neanche andare con le mani troppo vicino perché i pipistrelli sono portatori di malattie. Ma qui ce li abbiamo, sono di casa. Ogni anno sono qui. E sto pensando come fare. È volato via. Quando ho visto che stavo cercando di togliere la puntina, è venuto fuori, è volato via, è andato là negli alberi. Quindi è uscito da solo, dai. Adesso devo cambiare, lì c'è il bidoncino dell'umido. Devo cambiare il sacchetto. Pepe sta adorando il poggiolo adesso. Ma ti pare di essere composto? Pepe? Guarda che è inutile che fai la guardia, non c'è più. Beh, non si sa mai che torni. Io sono già pronto. Sì, tanto mi lavo. Allora, oggi è venerdì 27, il giorno dopo, ecco. Il giorno dopo, cioè ditemi voi se è possibile. Allora, per tornare a casa, tutto il viaggio l'ho fatto a 30-40 all'ora. Perché? Perché c'era davanti il camioncino dei tecnici del cinema, delle riprese dei vari telefilm che ci sono qua, insomma. Va bene, ecco. C'erano davanti loro e andavano a 30-40 all'ora. Ogni tanto sgarravano, andavano a 50. Ecco, niente. Quindi ci sono stata una vita arrivare a casa oggi. Oggi pranzo fuori. In teoria adesso sì, c'è un po' di sole, ma non tanto. Quindi oggi qua. Questa è acqua e lampone e limone. Dopo andrò via e andrò a fare la dichiarazione dei redditi. Spero di non dover pagare niente. Eccomi, piattino pronto. Sì, beh, questo è un po' in mezzo. Oh, che bene che si sta. Vabbè, mangio questa poca pasta, non voglio mangiarne troppa. Io mangerei piatti interi di pasta, soprattutto quella col tonno. E mangio questo po' di pasta e poi devo andare a fare il letto, anche se dovrei cambiare lenzuola, ma non lo farò. No, per oggi no, magari farò domani. E devo stendere la biancheria che ho messo ad andare alla lavatrice. E poi tipo alle 3:20, 3:15, 3:20 vado via di casa perché non so quanto traffico ci sia e devo anche trovare parcheggio, non sono sicura di trovarlo in centro. È fatta anche questa. Adesso vado, in realtà io vorrei andare a fare un po' di spesa, però non ci andrò perché bisogna usare quello che c'è a casa, bisogna mangiare quello che c'è a casa prima, quindi non andrò a fare spesa, andrò diretta a casa. Celestino! Ma ciao gattino! Dove vai? Sei venuto a mangiare? Sì, sotto la pioggia. Bravissimo sotto la pioggia. Beh. Ciao! Celestino? Non capisce perché sono qua ferma. Dimmi. Ciao, tutti gli occhietti sporchi. Ma c'è anche Wally. Cosa fa con quella bocca? Ha fastidio la bocca. E tu? Tu sei uno stressapalle, vero? I fiori della nonna messi ieri. Bravo, sui fiori della nonna, perfetti. Gocciola. Non diluvia, ma gocciola.
decisamente. Che tempaccio. Ieri, questa ve la devo raccontare. Ieri praticamente, adesso sono anche in ritardo perché dobbiamo andare via, sono in ritardo, vabbè. Ieri deve aver fatto un grosso temporale, cioè ha fatto temporale, però a Cortina deve aver fatto una cosa più seria ancora. Praticamente oggi arrivo al lavoro, si deve essere bruciato il telefono e oggi, vabbè, oggi non ho avvisato nessuno perché tanto è sabato, non lavora nessuno, lavoriamo solo noi, solo noi qua. Insomma, mi sono accorta che il telefono cioè non andava, cioè ovviamente il cordless mi dice base, vuol dire che la base si è bruciata e quindi non ho neanche più il telefono lì in ufficio. Appena fatto sistemare perché c'era un guasto sulla linea, tempo una settimana, bruciato il telefono. Va bene, qua funziona così. Infatti oggi ho staccato diverse cose per evitare altri problemi, altri danni. Come sei bello. Bello, molto molto bello. Sei tu quello, sai? Sei bello, guarda che zampino. Guarda che zampino. Non ho le unghiette. Oddio che sanno. Ehi, mi distacchi le unghie, amore. Guarda che artigli. Zampognetto. Ah, gli artigli. Niente, ho appena finito di registrare il video sul box che siamo andati a ritirare prima e adesso sono sono già le 9:30. Per fortuna è sabato sera. Cioè sistemo qua e vado di là perché sennò viene tardi. Se questa abbronzasse, magari, cioè chi mi vede da di fuori, non ho chiuso l'oscuro, chi mi vede fare così da fuori, a parte che qua non passa nessuno, c'ho gli alberi lì. Ma entra attraverso gli alberi magari, qualcuno vede. Oddio, che cos'è quello? Il treppiede. No, va bene. È ora di andare a mangiare e a dormire. Ecco. Buono, adesso spengo il computer e sistemo il tutto e ci aggiorniamo in un altro momento, non so quando, forse in un altro giorno, probabilmente. Fiorellini comprati e questi, niente di che. Cioè, pensare che l'anno scorso quando ero venuta qua c'era un caldo che non si respirava, oggi ho questa maglia. Dunque questo è il Dolomiti Garden e ormai veniamo sempre qua perché, oddio, non conviene perché i prezzi sono quelli e sono altini, però veniamo sempre qua. E dopo i fiori la terra e altre cosine, però sto cercando cos'è che mi serve. Il bagno schiuma, il bagno schiuma. Che cos'è questa roba? Doccia rinfrescante, no? Sì. Ma il bagno schiuma l'ho preso. Le patate mi servivano. Che rincoglionita che sono, ragazzi. Cioè, proprio fuori dal normale. Anche i fazzoletti ci servono.